questo numero, per il calcio, abbiamo analizzato la nuova sconfitta del Portogruaro e poi occhi puntati sulla crisi del 90. In primo piano la vittoria della capolista Giulia tornata a correre. Tonino Conversano è il nuovo tecnico del Ponte Crepaldo. San Stino no limits, i liventini adesso ci credono. La rappresentativa femminile a Portogruaro. Il consueto punto sui campionati di basket e di volley. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros è produzione e abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro, a Fossalta di Portogruaro. Giornata per lo più interlocutoria, la 18ª per le squadre del Veneto orientale, risultati che in ogni campionato, terza categoria a parte, hanno sostanzialmente rispecchiato quelli che potevano essere i pronostici della vigilia, indirizzando le rispettive stagioni verso obiettivi ormai conclamati. In eccellenza il San Donà ha superato anche l'ostacolo nervese, continuando a far sentire il fiato sul collo al tandem di testa formato dalla Piovese e dall'Istrana, a segno rispettivamente in trasferta a Borgorico e Castelfranco Veneto. Successi che hanno permesso al terzetto di lasciarsi alle spalle il Careni Pievigina, fermato sulla parità sul campo del Vittorio Veneto, e di lì a Piave, al quale l'Union Pro ha imposto il risultato ad occhiali. La sensazione è che per i biancocelesti sandonatesi possa trattarsi solamente di una questione di tempo prima di sfruttare eventuali passi falsi delle dirette concorrenti e prendere il volo verso una Serie D che sempre più appare il naturale punto d'arrivo per le potenzialità e il blasone societario. In promozione, sotto la luce dei riflettori, vi è finito inevitabilmente il Treviso. I portacolori della Marca, dopo l'avvenuto cambio d'allenatore che ha portato in panchina mister Graziano, erano attesi dallo scontro playoff con lo Pitergina, match che si sono aggiudicati a pieni voti. Un buon punto di partenza per tentare una non semplice risalita, questo in considerazione del fatto che la capolista Fontanelle continua senza alcuna flessione la propria marcia. Per i primi della classe vittoria senza problemi contro il Caerano e vantaggio di 5 lunghezze rimasto inalterato su un Porto Mansuè che a Portogruaro ha dato comunque una grande prova di forza al cospetto di una formazione granata ormai confinata nel limbo di un centro classifica che al momento, considerate le relative potenzialità economiche di questa società, è il massimo dei traguardi al quale poter ambire. Il match di domenica, dove pure i portoghesi hanno dato tutto quanto era nelle loro possibilità, ne è stata la definitiva presa di coscienza. Adesso, per forza di cose, si deve aprire un periodo di riflessione in riva all'Emene, perché il futuro del calcio portoghese per risalire la china ormai non può più prescindere da un progetto a più ampio respiro, inevitabilmente contraddistinto anche da profondi cambiamenti societari. Abbiamo cercato di preparare la partita nel miglior modo possibile, però tanto di cappello non si può dire niente, la qualità della squadra avversaria sicuramente è superiore alla nostra. Il cambio fatto all'inizio del secondo tempo, quei 3 cambi sono stati soprattutto tattici, no? Per riuscire a riempire tutte e 3 le caselle. Sì, soprattutto a livello tattico, perché ho cercato di mettere dentro il portiere del 2000 che tra l'altro ha fatto la sua bella figura, volevo un po' potenziare l'attacco con un po' di più esperienza per cercare di recuperare il risultato, però niente, ci è andata così. Dopo tra l'altro i valori della squadra avversaria sono altissimi e non posso recriminare niente ai miei giocatori, hanno dato tutto quello che dovevano dare, mi devo complimentare con loro perché hanno tenuto campo, hanno lottato coi denti e niente, guardiamo avanti, guardiamo la prossima partita e in modo di cercare di far punti. Visto allora 3-0 sul quale c'è veramente ben poco da dire. No, ben poco da dire no, comunque il risultato rispecchia le occasioni create, abbiamo incontrato una squadra importante, con una fisicità importante, con un'aggressività importante, noi siamo stati bravi comunque sia a sfruttare ma anche imporre il gioco e avere continuità per 90 minuti. Non si molla ovviamente, comunque il Fontanelle da davanti continua a vincere. Ma è una cosa che sinceramente non è che mi preoccupi. Se sono lì è perché se lo meritano, se noi siamo dietro di qualche distanza è perché magari in qualche momento abbiamo commesso qualche errore, però lavoriamo per
di domenica in domenica per raccogliere il risultato settimanale nel miglior modo possibile. Chi è tornato alla vittoria è il Caor della Salute. 3 punti d'oro per l'11 di mister Vladimiro Carraro, che si allontana dalle zone calde della classifica. La marcia continua comunque a corrente alternata, senza offrire quelle prestazioni consoni all'organico che possano certificarne in via definitiva l'uscita da una crisi di gioco e di risultati. I litorani hanno espugnato 90, acuendo ulteriormente il momento difficile dei neroverdi, sempre più invischiati in zona play-out. Diciamo che stiamo attraversando un buon momento, veniamo da 2 sconfitte pesanti anche sul risultato, non sulla prestazione ma sul risultato sicuramente pesanti, e questo ci mette in quella condizione di classifica dove adesso non puoi più sbagliare nulla perché le partite rimangono sempre meno e la classifica è deficitaria in questo momento. Diciamo che vi eravate un po' preparati a dover soffrire in questa stagione. Diciamo che la mia rosa, facevo un esempio con il mio direttore sportivo 15 giorni fa, su 11 messi in campo a Fontanelle, 8 non hanno mai visto la promozione, quindi parliamo quelli in esperienza da categoria, che è chiaro che alla lunga pesa, voglio dire, si fa sentire, però lo sapevamo, quindi anche l'ambiente del 90 è preparato a questo tipo di situazione, quindi nessuna novità per quanto mi riguarda. È chiaro che vorremmo avere qualche punto in più, di sicuro, anche perché la differenza tra le squadre di vertice e le squadre di fondo classifica è data proprio da esperienza, non è data da un calcio migliore, un calcio più bello, proprio di esperienza su piccoli momenti delle partite. Diciamo che stiamo lavorando per migliorare di domenica in domenica e quindi questo di sicuro noi non molliamo, la squadra è consapevole dei propri mezzi, è consapevole delle difficoltà e quindi di sicuro non si molla nulla, però credo che alla lunga questa esperienza che manca si farà sentire, però faremo di tutto, e dico di tutto, per portare a casa quei 34 punti che potrebbero anche non bastare per una salvezza diretta. Ecco, una squadra la vostra che in effetti, andando a vedere bene il vostro cammino, non è mai stata veramente messa sotto in maniera così netta da squadre particolari, quindi dovrebbe essere anche un'iniezione di fiducia per quanto vi riguarda. Diciamo che stiamo parlando proprio questa differenza tra l'incontrare le grosse squadre, diciamo cosiddette grosse squadre, dove noi abbiamo impattato con tutti, perché abbiamo impattato Derto, Porto Mansuet, Treviso, le abbiamo impattate tutte, mentre con le squadre alla nostra portata, diciamo, o che hanno una classifica deficitaria come la nostra, noi fatichiamo e qui bisogna migliorare. Fatichiamo perché le squadre avversarie mettono in campo quella cattiveria agonistica che a noi qualche volta viene un po' meno, mentre con le squadre di vertice, dove sostanzialmente la partita la fa la squadra avversaria, è chiaro che scendiamo nel nostro territorio, diciamo. Ecco, si lotterà quindi col coltello tra i denti proprio fino all'ultimo secondo, visto appunto il folto parco delle dirette concorrenti che si sta delineando anche in questo girone di ritorno. Credo che le ultime 5 o 6 in classifica, le ultime 6-7 in classifica saranno quelle che si giocheranno la salvezza fino all'ultimo secondo del playoff addirittura, quindi credo che noi e quelle 4-5, 2-3 sotto e 2-3 sopra sono quelle che alla fine si giocheranno o la salvezza diretta o un playoff, dove chiaramente la salvezza può venire anche tramite un playoff, che non sarebbe nulla di drammatico. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. In prima categoria, dopo il mezzo passo falso casalingo del turno precedente, la capolista Giulia Sagittaria è ritornata a spiegare le vele, aggiudicandosi l'intera posta in palio nel testa-coda contro una Fossaltese scesa in campo con l'entusiasmo per aver centrato la prima vittoria stagionale. Per i concordiesi è stato comunque più difficile del previsto venirne a capo, ma intanto stanno pian piano ritrovando la brillantezza dei giorni migliori dopo i notevoli carichi di lavoro sostenuti durante la sosta. Con 11 punti di vantaggio il traguardo finale incomincia ad essere dietro l'angolo, sebbene il trend del Fossalta Piave non consenta loro alcun tipo di distrazioni.
Noi sapevamo che la partita di oggi non era assolutamente facile, l'abbiamo preparata tutta la settimana sapendo che comunque quando si gioca con l'ultima in classifica, in questo caso venivano anche da una vittoria di domenica, era ed è stata una partita dura, dunque lo sapevamo dall'inizio. Certamente se a queste squadre fai gol subito diventa tutto più facile, trovarsi anche sotto poi per un episodio ci ha complicato un po' la vita, però secondo me i ragazzi hanno meritato la vittoria, ci hanno creduto fino alla fine, il tasso tecnico maggiore è uscito alla lunga, abbiamo subito 2 tiri, un gol, una traversa e basta, dunque la dice lunga, però sapevamo la difficoltà di incontrare questa squadra che ha comunque dei giocatori validi. 3 punti in sostanza in meno al traguardo finale. Sì, l'obiettivo è quello, adesso godiamoci questa vittoria, cominciamo a preparare la partita di domenica, vedremo cosa fanno gli altri domani, ma a noi interessa poco, noi interessa guardare noi stessi, abbiamo un obiettivo finale da raggiungere e quello ci interessa, tutto il resto non ci interessa più di tanto, però devo fare un applauso ai ragazzi perché hanno lavorato veramente bene e stanno raccogliendo i frutti. Allora mister, un derby che avete perso, però in effetti insomma è una vostra tese che ha giocato al cospetto della capolista a dir poco a testa alta. Sì, abbiamo preparato la partita durante la settimana, i ragazzi sono stati bravi e siamo usciti con una sconfitta, ma secondo me a testa alta, insomma non demeritavamo tanto, anzi sull'1-0 abbiamo avuto 2 occasioni noi, abbiamo preso una traversa, poi noi conosciamo anche un po' quali sono i nostri limiti e poi vabbè, l'ultimo gol, tempo scaduto, lì non fa testo, però sono contento perché ho visto che i ragazzi si stanno impegnando, abbiamo creato un gruppo, abbiamo eliminato anche dei giocatori, stiamo creando un gruppo con il quale speriamo di fare delle belle cose queste ultime 12 partite, insomma, di prendersi delle belle soddisfazioni. Oggi ci siamo andati vicini, abbiamo perso, abbiamo accettato la sconfitta e niente, da martedì si riparte, però basta avere lo spirito giusto, questo sì. Lo spirito magari come quello che avete avuto anche l'altra domenica, dove siete riusciti a timbrare i primi 3 punti del campionato. Certo, sono 2 partite che stiamo facendo bene, ma sotto il punto di vista anche dell'impegno proprio e dell'approccio alla partita. E questo dà buon sperare, insomma, dà speranza, perché il calcio è questo, almeno perdiamo le partite ma a testa alta, non come la prima partita di ritorno che abbiamo perso 6-0 e adesso anche le squadre vengono qua, magari ci sottovalutano, però alla fine devono lottare le famose 8 camicie, 7 camicie, 10 camicie per batterci e questa per me è una gran soddisfazione. Intanto, dopo 3 mesi di digiuno, è ritornato al successo il Bibbione. I litorani si sono imposti davanti al paese non senza soffrire. Decisivo Vello in zona Cesarini, 3 punti che consentono di mettere nuovamente nel mirino la zona playoff, sebbene l'obiettivo principale resti sempre e comunque quello di archiviare in via definitiva la salvezza. È invece sempre più complicata la situazione del Ponte Crepaldo, alle prese con una difficile crisi di risultati che dopo l'ultima battuta d'arresto con lo 0 branco ha portato mister Riccardo Bianco a rassegnare le dimissioni da tecnico della prima squadra. Al suo posto è arrivato Tonino Conversano, l'allenatore che ha fatto volare in promozioni la salute. Per lui tanto lavoro da fare, c'è da ricompattare moralmente una squadra visibilmente segnata dagli ultimi risultati negativi, per la quale il gol è diventato un oggetto misterioso da 4 partite a questa parte. In seconda categoria le sorprese della giornata arrivano da Cegge e da San Donà, dove si sono imposti rispettivamente il Sindacale e il Lugugnana. Per i concordiesi il successo interrompe una lunga serie di risultati negativi e rappresenta un'importante iniezione di fiducia al fine di potersi garantire quantomeno la partecipazione ai play-out, traguardo che resta ad ogni modo tutto in salita. Stessa cosa dicasi per i portoguaresi, incappati in un inizio d'anno con qualche scivolone di troppo, il tutto dopo un finale di girone d'andata che aveva alimentato speranze di risalita. Ha mosso la classifica anche il Taglio Veneto con il Villanova, il che comunque rappresenta un ulteriore passo falso per una squadra che non riesce proprio più a vincere. Intanto continuano a volare le prime 2 della classe Pramaggiore e San Stino, passate rispettivamente con Gainiga e Giusseghese. Per i liventini è un'ulteriore conferma nel contesto di una stagione che sta andando ben oltre le aspettative.
No, ma noi ci siamo trovati adesso in una situazione che all'inizio non era preventivabile, quindi adesso ci godiamo anche il momento onestamente. Abbiamo possibilità anche col settore giovanile di portare molti ragazzi in prima squadra, che è l'aspetto fondamentale che noi abbiamo usato quest'anno. Difatti molti ragazzi che per età o per lavoro avevano difficoltà di allenamento si sono messi ai margini un po', e abbiamo inserito un gruppo di ragazzi 99-2000 che ci sta dando soddisfazioni. Insomma, la società penso sia anche contenta di questo, insomma. Quindi una società che in questi anni ha sicuramente lavorato in prospettiva pur nelle ristrettezze economiche. Esatto, questo è, diciamo che è l'anno zero, direi che è l'anno zero su una partenza del settore giovanile che nelle annate 2000-2001 ha dei buoni ragazzi da inserire dentro in un contesto naturalmente un pochettino più complicato del settore giovanile, però dentro con alcuni vecchi, dai Giulianello a insomma, questi ragazzi che hanno già esperienza in merito, ci possono fare le ossa, come si dice, no? La nostra filosofia non è quella del salto di categoria, la nostra filosofia è quella di giocare partita per partita, come abbiamo fatto finora. Quindi il risultato viene per una partita alla volta, non è che abbiamo degli obiettivi a lungo termine, noi ci giochiamo ogni domenica la nostra partita. Abbiamo fatto le prime 3 di campionato, dove abbiamo trovato il sindacale che ci ha reso una partita dura. Siamo andati a Musile, abbiamo fatto un'altra ottima partita anche a Musile, e domenica con la Giussaghese è stata un'altra partita difficile che abbiamo risolto con tenacia, con impegno, con forza, con determinazione, e questa è la caratteristica. Ma diciamo ci sono squadre come Jesolo, come Musile, insomma, che sono attrezzate, adesso ma ce n'è altre perché anche il Ceggia stesso, insomma, hanno qualità e nomi per stare davanti. Noi intanto ci siamo e ci vogliamo rimanere, se poi qualcuno è più bravo tanto di cappello. Ecco, soprattutto diciamo che la società magari negli anni scorsi aveva sempre messo un po' un freno a un'eventuale promozione, e quest'anno non dovrebbe essere più così. Ah, beh, qua bisognerebbe parlare col press, è lui che io non lo so cosa pensa. A noi non ha richiesto molte cose, ha richiesto sempre l'impegno e serietà che comunque in questi anni che io sono qua non è mai mancato. Io poi ho dei ragazzi che sono qua con me, che io ho allenato quando erano ragazzini, adesso sono qua che mi danno una mano. Siamo con Enrico Simonella, con Antonio Crovato, e tutta gente che comunque fa calcio, lo abbiamo fatto assieme, lo abbiamo fatto senza avere fini strategici. Il nostro è un modo di fare calcio serio, con impegno e con serietà. Poi la società penso che sia anche contenta, se viene una promozione penso che sia contenta. Io aspetterei ancora un po', perché abbiamo ancora qualche partita difficile da fare, quindi prima di pensare più in là io mi fermerei a parlare partita dopo partita per ora. La ripresa del campionato di terza categoria dopo la lunga sosta invernale ha regalato l'ennesimo successo della capolista Silea sul campo dell'Evolution Team. E comunque questo è uno dei pochi risultati previsti in una giornata dove le sorprese non sono mancate, ad incominciare dalla caduta del Casier d'Ossona dell'Aclea, ma soprattutto dal primo punto del Piavon raccolto contro una Vigor che continua a gettare al vento occasioni d'oro per cercare di dare un senso alla propria stagione. Niente da fare per il Torre di Mosto con il Cessalto, mentre continua la risalita del Lido Jesolo, che dopo aver conquistato la finale di Coppa Veneto Orientale guarda con fiducia ad un non impossibile aggancio alla zona playoff. Fermo ancora il campionato, l'interesse del calcio femminile è rivolto alla rappresentativa regionale. A Portoguaro il campo sportivo di Viale Trieste è stato teatro mercoledì scorso di uno stage di selezioni in preparazione al prossimo torneo nazionale delle regioni in programma durante il periodo pasquale in Abruzzo. Tante le ragazze visionate sotto l'occhio vigile del commissario tecnico Maurizio Semenzato. Abbiamo fatto il punto col dirigente responsabile della rappresentativa Raffaele Biredda. È già la sesta selezione che facciamo, abbiamo visto finora circa 80 giocatrici e di queste abbiamo cercato di trovare quelle più disponibili, perché gli impegni alle volte di lavoro e di studio le distolgono
per loro fortuna è meglio il lavoro e lo studio dal calcio, quindi cerchiamo di trovare appunto il giusto equilibrio per trovare quelle ragazze che potranno formare la rosa finale composta di 20 giocatrici che poi andrà a disputare, come diceva lei, il torneo delle regioni in quel dell'Abruzzo. Ancora non si conoscono le sedi, però stiamo già lavorando in questo senso. Ecco, lo ha già ricordato, spostato il baricentro nel Veneto orientale appunto perché c'è questo esperimento, possiamo dire, da quest'anno con il Friuli, quindi c'è una selezione unica, un punto di partenza anche per far crescere il movimento femminile. Certamente sì, la collaborazione è stretta ed è stata, diciamo, desiderata dai due massimi esponenti del calcio regionale friulano e veneto, i nostri presidenti regionali, che hanno fatto sì che ci fosse questa sinergia tra i club friulani, i club veneti, appunto per arricchire anche di esperienza ambo le parti. Il Veneto ci andrà con quale obiettivo? Diciamo, il Veneto al momento detiene 8 titoli nazionali insieme alla compagine lombarda della Lombardia. Noi abbiamo vinto recentemente nel 2015 proprio a Milano e abbiamo passato 2 stagioni recenti cercando di sistemare un po' l'ossatura, perché come si dice solitamente in campagna si raccoglie quello che c'è nell'orto, quindi in base a quello che si trova si cerca di confezionare nel giusto modo. Però quest'anno abbiamo rafforzato lo staff tecnico tenendo bene o male i tecnici l'anno scorso, con l'aggiunta di mister Semenzato che ha portato una ventata di esperienza, e riteniamo quindi di poter ben figurare tra le squadre che si potranno qualificare per le fasi finali. Ecco, parlando un po' di numeri a livello così di movimento di base, i numeri stanno crescendo, si sta sviluppando il calcio femminile oppure siamo a livelli stazionari? Diciamo che si sta abbastanza lievitando la situazione nelle categorie inferiori, nel senso che le squadre professionistiche di Lega Pro stanno incominciando ad inserire nei loro organici le cosiddette under 12, under 13, under 15 per incrementare appunto lo sviluppo del calcio femminile. Adesso vedremo in futuro se ci sarà la possibilità appunto di allargare la base con l'inserimento di nuove squadre in ambito regionale sia nel Veneto che nel Friuli, ecco, grazie magari a questo contributo che viene dato da queste società professionistiche. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. La 16ª giornata del campionato di Serie C Gold è stata all'insegna del momento positivo del Caorle. I litoranei, dopo aver steso nel turno precedente la capolista Rucker, che ha ripreso la corsa vincendo a Padova, non si sono fatti prendere dall'entusiasmo, mantenendo ben alta la concentrazione, il che ha permesso di regolare al Palamare anche la Cenerentola Due Ville, confermandosi al 5° posto della classifica, mettendo nel mirino Monfalcone e Oderzo, che hanno segnato il passo rispettivamente ad Arzignano e a Riese Pio X. Per il quintetto di coach Stan è stato tutto piuttosto facile, il che ha permesso di schierare nel finale anche tutti gli under a disposizione. Domenica altra sfida da far fruttare in pieno. I gialloblu saranno di scena a Montebelluna sul parquet di una squadra che non è comunque da sottovalutare. Nel girone Flebus della Serie D continua il duopolio sistema Pordenone-Sacile. Le due corazzate inarrestabili hanno avuto vita piuttosto facile nei testa-coda con Azzano e Fagagna. La prima del girone di ritorno non ha fatto registrare alcuna sorpresa particolare a quanto poteva essere messo in preventivo alla vigilia. Vittorie per Cussignacco, Casassa e Udine rispettivamente con Rorai, San Vito e Abiano. Anche per la pallacanestro Portogruaro è arrivata l'ennesima sconfitta sul campo del Valtorre, che tiene ancorati i Granata a quella scomoda quota 0 che non fa sicuramente morale. Abbiamo giocato su uno dei campi probabilmente più difficili della Serie D,
contro una squadra che aveva appena cambiato l'allenatore la settimana prima, quindi immagino con i giocatori locali con grandi motivazioni. Di buono c'è stato che abbiamo giocato un primo quarto direi molto buono, chiuso sul 17-19, poi nel secondo quarto è affiorato un po' di stanchezza, un po' di difficoltà, le percentuali sono calate e lì la partita poi ha preso la direzione dei locali. Devo dire che peraltro abbiamo giocato una buona partita, non buone le percentuali di tiro, ma sicuramente abbiamo giocato una partita all'altezza, anche perché abbiamo giocato di fatto con 9 giocatori, perché abbiamo diversi influenzati, purtroppo in questo momento ci sono più influenzati che giocatori sani. Stiamo giocando 2 partite a settimana a distanza spesso anche di 48 ore l'una dall'altra, e quindi mantenere la brillantezza per 40 minuti non è facile, però insomma sono contento perché al di là dello scarto finale abbiamo veramente giocato una buona partita, a conferma anche della partita buona che abbiamo giocato giovedì in casa, martedì scorso in casa contro il Nuovo Basket 2000 Under 18, che all'andata ci aveva sconfitto nettamente. Martedì abbiamo vinto in casa con uno scarto decisamente importante, oltre i 20 punti, ma a un certo punto eravamo anche oltre i 30, quindi in questo momento posso essere solo che soddisfatto della squadra. In promozione è stata una settimana piuttosto intensa per le 2 compagini di vertice. Spili Basket e Fossaltesi si sono infatti affrontati in un emozionante posticipo per definire la vera padrona del campionato. È finita con il successo della capolista per 59-54 che ipoteca in tal modo il primo posto finale. Per il resto l'ultimo turno non ha fatto registrare particolari sorprese. Il BVO non Veneto ha confermato le difficoltà sin qui palesate in questo campionato, facendosi travolgere dal Cordenons. Battuta d'arresto anche per baloncesto a Sacile, gli arancioneri si sono inchinati sul fil di sirena dopo una gara combattuta punto a punto, venendo meno a quella prova di maturità tanto attesa. Play per le squadre del Veneto orientale impegnate nei campionati regionali di pallavolo. A ricominciare dalla Serie C femminile è stato un weekend di grandi soddisfazioni. San Stino non ha avuto problemi nel regolare sul proprio campo la Cenerentola Bassano e i Ventini hanno in tal modo consolidato il centro classifica e sono in una condizione fisica e mentale ottimale, tanto da potersi anche permettere di guardare oltre ad una salvezza anticipata senza affanni. In C maschile invece il turno di riposo per il Volley Team Club. I sandonatesi sono rimasti dunque a guardare le vittorie delle prime 3 della classe. Primato in classifica ormai fuori portata, tutto quel che possono fare è lottare per il miglior piazzamento possibile nella griglia dei play-off, al fine di potersi poi giocare le eventuali speranze di promozione nella coda di fine stagione. Primato che invece nel girone B è sempre più nel mirino del Portogruaro. I biancoverdi si sono imposti a piove di sacco restando in scia la capolista ad una volley. 4 punti di distacco ma con una partita in meno che dovrà essere recuperata sabato prossimo al cospetto della Cenerentola Padova e quindi con la concreta possibilità di chiudere il girone d'andata ad una sola lunghezza dal vertice. Anche in Serie D femminile Concordia è andata al giro di boa vincendo sul campo del Callima Volley, ultima della classe. 3 punti sulla carta scontati anche per l'intero lotto delle avversarie. Per questo è stato di grande importanza averli centrati all'indomani di un paio di passaggi a vuoto che ne hanno complicato il cammino. Una vittoria che mantiene le biancorosse a stretto contatto con il Feltre in un testa a testa per garantirsi la possibilità di accedere ai play-out, unica via d'uscita per restare in Serie D, considerato il margine importante dal centro classifica. Abbiamo ripreso di nuovo il nostro cammino che avevamo lasciato prima delle vacanze di Natale. Purtroppo le 2 partite successive alla sosta, soprattutto la prima, quella col Feltre, ci ha lasciato un po' d'amaro in bocca perché in vantaggio 2-1 non siamo riusciti a chiudere la partita e abbiamo ceduto i 2 punti all'avversario. Diversa la partita col San Donà, dove sapevamo che comunque è un campo abbastanza difficile soprattutto da loro e le giovani sandonatesi ci hanno messo in difficoltà. Peccato per l'ultimo set, il quarto, in vantaggio 22-21 non siamo riusciti a portarlo a casa, altrimenti sarebbe stato almeno un punticino utile per la classifica. Ecco, che cosa in sostanza ha detto questo girone d'andata?
probabilmente inizialmente non avevamo una grossa consapevolezza delle nostre capacità, dei nostri mezzi, che ci abbiamo messo un po', ma dall'inizio dicembre i risultati hanno iniziato ad arrivare. E abbiamo sprecato sostanzialmente qualche partita nel girone d'andata, buttando via qualche punto da una parte e dall'altra, che assolutamente il girone di ritorno dovremo far nostri, e questo ci darebbe la possibilità, se non altro, di allontanare le 3 squadre sotto di noi ed avvicinare le altre 2 nel più breve tempo possibile. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti.